Buongiorno a tutti, grazie alla consigliera di parità Francesca per questo invito. Per me, io sono Monica Gussoni, già citata dal professor Zilio Grandi, sono il direttore, la direttrice, il dirigente dell'area risorse umane dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ecco, per me è sempre emozionante e segno di orgoglio ecco, presentare e portare la testimonianza di quello che in questi anni, in circa 8-9 anni di lavoro abbiamo fatto a Ca' Foscari sul fronte conciliazione vita-lavoro e sul fronte della parità di genere. Lo dico perché appunto è stato un lavoro faticoso, un lavoro che come avete visto richiede un forte commitment interno sia da parte della governance ma anche appunto di tutti, poi di tutta la struttura organizzativa. Sì, ok. Sono spariti? Ci sono? Sì. Ci sono? Ok. Quindi ecco il mio intervento così si svolge, si svolgerà diciamo con una breve introduzione su chi siamo, com'è la nostra composizione, quindi alcune pillole in termini di dati e poi ecco vi racconterò quello che abbiamo fatto dalle azioni di conciliazione vita privata vita lavoro del triennio 2016-2018 fino ad arrivare alla certificazione Family Audit di cui abbiamo ampiamente parlato oggi, che noi abbiamo acquisito nel 2019. Per poi passare diciamo, alla realtà attuale, no? Che ci vede impegnati nella realizzazione di un piano che è il Gender Equality Plan, con tutta una serie di azioni che appunto vanno dal bilancio di genere e in ultimo ecco, anche all'impegno che noi ci siamo presi per quest'anno di forse essere una delle prime pubbliche amministrazioni, non lo so, però ecco di cercare di acquisire anche noi la certificazione della parità di genere. Allora, l'Università Ca' Foscari penso che la conoscano tutti, è un'università pubblica a Venezia, è stata fondata nel 1868 ed è la più antica scuola superiore di commercio in Italia, è un'università generalista, abbiamo infatti 4 aree disciplinari diciamo 4 aree grandi disciplinari che vanno dall'economia alle lingue, alle humanities e alle scienze. Ecco, il nostro nome prende, per chi non lo sapesse, l'università prende il nome proprio dal palazzo della sede amministrativa che era l'antica residenza della nobile famiglia Foscari, un bellissimo palazzo per chi lo volesse visitare. Ecco, questi in pillole sono i numeri che gestisco, diciamo, in termini di personale strutturato e non. Noi abbiamo, questi sono i dati al 31/12 del 2022, abbiamo circa 681 professori e ricercatori, circa 677 unità di personale strutturato e poi abbiamo ecco, anche una piccola quota di personale non strutturato che sono appunto i docenti a contratto e il personale PTA a tempo determinato, per un totale complessivo di circa 1650 persone, quindi ecco un'organizzazione complessa, un'organizzazione importante ecco, per la città, soprattutto per la città di Venezia. Se guardiamo la composizione per genere e per età, ecco, vediamo che l'età media dei dirigenti è di circa 45 anni per le femmine, di 47 per gli uomini.
Abbiamo un tasso di crescita del personale in questi anni abbastanza sostenuto, nonostante tutto il turnover che abbiamo avuto. Come sapete, il tema del turnover è un tema assolutamente di attualità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Ecco, noi siamo riusciti comunque anche a crescere, diciamo, con un forte investimento che abbiamo fatto nell'ambito del reclutamento di circa il 4%. Ecco, se vedete nella parte inferiore della slide, vedete, ecco, questa è la nostra composizione. Dirigenti donne sono il 37%, siamo 8 dirigenti in totale, 3 donne, e invece nella composizione del personale tecnico amministrativo, come vedete, questa percentuale si inverte, nel senso che le donne sono circa il 70% del nostro personale, un po' in linea con quella che è la composizione di genere, diciamo, del personale delle pubbliche amministrazioni. Interessante vedere come invece sul lato docenti queste percentuali cambiano, perché non vi ho fatto la slide, però noi abbiamo il 44% sono donne, quindi personale, parlo professori e ricercatori, ma soltanto il 28% del personale docente riveste ruoli apicali, cioè quindi sono professori ordinari. Quindi forse quello che diceva il professor Zilio Grandi si riferisce forse un pochino di più alla componente docente che alla componente tecnico-amministrativo, perché se io vado anche a vedere i dati relativi al ruolo, tralasciando, diciamo, il personale dirigente, nell'ambito dei quadri, ecco, quelli che nelle imprese vengono chiamati quadri, o comunque delle elevate professionalità nel pubblico impiego, le percentuali rispecchiano la composizione, quindi tendenzialmente lì non abbiamo un gap di genere. Ma veniamo, ecco, così, a raccontarvi un po' quello che abbiamo fatto. Ecco, non vi tedierò con il processo, perché l'hanno ampiamente sviluppato le relatrici che mi hanno preceduto, però ecco, mi faceva piacere così raccontarvi l'esperienza concreta e soprattutto farvi partecipi dei risultati che noi abbiamo portato a casa, ecco, diciamo, con questo sforzo importante. Noi siamo partiti con un piano strategico in cui uno degli obiettivi, quello del 16-20, quindi del precedente mandato elettorale, in cui uno degli obiettivi assegnati, diciamo, alla mia direzione era proprio quello di implementare delle politiche di conciliazione vita-lavoro, soprattutto rivolte al personale tecnico-amministrativo. Siamo partiti così, cioè dicendo un obiettivo molto alto, cosa possiamo fare? Diciamo che in questa situazione la certificazione Family Audit che noi abbiamo conseguito nel 2019, ma che abbiamo conseguito, diciamo, perché siamo transitati attraverso un protocollo attivato dalla Regione Veneto, arrivando dalla certificazione di cui aveva fatto cenno anche la dottoressa Torelli prima, quindi quella dello standard della provincia di Bolzano, cioè lo standard tedesco. Ecco, la certificazione ci ha proprio consentito di fermarci un attimo. No? Noi avevamo tante azioni, ma erano confuse, cioè a volte non erano neanche conosciute, non erano sistematizzate. Avevamo già una forma di telelavoro tra le poche pubbliche amministrazioni, ma secondo me quello che mancava era una cornice unitaria, no? Che tenesse insieme, che desse valore, diciamo, valorizzandole anche l'una con l'altra, le azioni che già appunto forse in embrione avevamo e che andavano correttamente e ulteriormente sviluppate. Quindi devo dire che gli anni della certificazione, cioè il primo triennio, no, che segue, cioè, diciamo, l'ottenimento della certificazione, che di fatto, un po' come tutte le certificazioni, è una certificazione acquisita sulla fiducia, cioè su quello che farai, no, nel triennio successivo. Noi ci siamo impegnati con un piano molto, devo dire, molto sfidante,
parte nei 3 anni 2019-2023 l'abbiamo portata a casa quasi tutto, con una pandemia nel mezzo, quindi ecco, devo dire che lo sforzo è stato veramente importante. Mi dicono che devo velocizzare. Allora, una volta conseguita la certificazione Family Audit, ci siamo fermati anche qui un attimo dicendo ok, ma la certificazione ha come target prioritario il personale tecnico-amministrativo. Dobbiamo sicuramente fare qualcosa e di più di quello che facciamo per il personale docente. E lì c'è un po' venuto in aiuto la normativa con il Gender Equality Plan. Nel 22, come vedete, abbiamo con successo ricevuto l'attestazione executive dalla provincia di Trento, che quindi ci mantiene la certificazione per il prossimo triennio, e è chiaro che questa è un'evoluzione che continua nel tempo. Nel mezzo abbiamo anche fatto degli, tra virgolette, esercizi, no? Bilancio di genere, il primo nel 18, il secondo nel 22, con anche qui uno sforzo non indifferente. Questa è la certificazione, andrei veloce perché mi interessava, poi vi lascio le slide, ecco qui avevo riportato alcune testimonianze, ecco se proprio le vogliamo parlare di colleghi che effettivamente ci hanno riconosciuto, no, il merito di aver realizzato all'interno del piano Family Audit azioni concrete che sono andate proprio a migliorare il benessere organizzativo e la conciliazione vita-lavoro. Qui il collega dice il lavoro agile stimola l'adozione di criteri flessibili per il raggiungimento degli obiettivi, favorisce un confronto meno gerarchico fra i colleghi, quindi anche un'attenzione non soltanto agli aspetti di conciliazione vita-lavoro, ma anche di miglioramento del lavoro, no? e del modo di lavorare delle persone. Anche qui un'altra testimonianza invece in cui una collega ringrazia per aver avuto la possibilità proprio di conciliare, no, le esigenze di cura non dei figli ma dei genitori anziani attraverso l'utilizzo del telelavoro. Ecco, il Gender Equality Plan, perché ecco, vorrei soffermarmi 2 secondi su questo, perché tendenzialmente il Gender Equality Plan è un piano che noi abbiamo adottato, ripeto, sulla base di una normativa che è sopraggiunta, una normativa europea che ha obbligato tendenzialmente tutti gli enti di ricerca e gli enti di istruzione superiore a dotarsi di questo piano, pena la non ammissione alle selezioni per i fondi europei di ricerca del programma Horizon Europe. Quindi ecco, noi abbiamo tra virgolette approcciato tendenzialmente questo piano dicendo lo dobbiamo fare, ma assolutamente nella consapevolezza che questo era uno strumento potentissimo che avevamo nelle mani proprio per migliorare quel segmento, no? Cioè per raggiungere anche e cercare di così risolvere un po' quei gap che invece troviamo nella parte accademica della nostra istituzione. E quindi ecco, abbiamo costruito anche qui con un approccio sempre bottom up, ascoltando le varie rappresentanze eccetera eccetera, questo piano, e devo dire che dopo un anno, è un piano triennale, siamo già giunti al primo anno di realizzazione, e devo dire che veramente è entrato un po' a permeare un po' proprio anche il modo di pensare delle persone, e devo dire che anche le prime azioni che abbiamo portato a casa, ecco, sono state ripeto, azioni importanti. Stiamo lavorando sulla cultura, quindi per esempio quest'anno abbiamo un importante intervento da fare nell'ambito della formazione dei docenti, Gaetano, anche dei docenti, soprattutto le giovani ricercatrici, perché riteniamo che sicuramente è fondamentale partire dalle giovani ricercatrici, perché ecco, quel gap sull'ordinariato non si risolve in un anno o 2, ma si risolve veramente costruendo una cultura dell'inclusione.
Per finire, perché poi quest'anno abbiamo deciso anche di, dopo appunto esserci impegnati in così tanti fronti, anche di acquisire la certificazione per le pari opportunità. È stata una mia idea, lo dico, non è stato per, adesso rispondo alla tua battuta Gaetano, non è stato per rispondere ai tuoi appetiti, diciamo bulimici, ma è stato perché sicuramente io avverto come responsabile del personale, io mi occupo anche dei processi di reclutamento e ritengo che questo tipo di certificazioni abbiano, forse come ha già detto qualche collega, forse il dottor Orfei, credo, o Modei, scusi, un effetto importante lato comunicazione, cioè noi pubbliche amministrazioni dobbiamo imparare anche a comunicare e soprattutto a comunicare che abbiamo delle buone offerte di lavoro da fare ai giovani e alle persone. C'è tutto un dibattito sulla poca attrattività della pubblica amministrazione nell'ambito del reclutamento, diciamo, di nuove leve. Ecco, a mio parere strumenti come questi, il family audit, la certificazione di genere ci aiutano ad intercettare i bisogni che per esempio i giovani sentono in maniera assolutamente forte di conciliazione vita-lavoro e di una vita oltre al lavoro, ecco, tra virgolette. E quindi ecco, ritengo che mettere a sistema, ecco, anche tutte queste certificazioni le potenzia uno con l'altro. Anch'io sono d'accordo con Francesca, non c'è una visione gerarchica all'interno delle certificazioni, ma una si completa con l'altra e quindi ritengo che anche acquisire questa certificazione darà modo all'Ateneo di proseguire sulla strada dell'inclusione e del vero raggiungimento della parità di genere. Grazie Francesca. Grazie Monica, e aggiungo non solo parità di